Dunque, giugno 1969, 2500 sardi hanno occupato i terreni di Orgosolo per opporsi alla creazione di un poligono militare. Per una settimana hanno resistito ai militari, hanno sfidato lo Stato italiano e sono riusciti ad impedire la realizzazione del poligono. Oggi, 7 marzo 2010, Sadie de Zavardiania, siamo qui per ribadire che è possibile sfidare lo Stato italiano ed è impossibile impedire le imposizioni dello Stato italiano. Noi non accetteremo il nucleare in Sardegna e siamo pronti a scendere al fianco del nostro popolo, siamo pronti ad occupare fisicamente i siti dove potrebbero essere installate le centrali nucleari o peggio lo stoccaggio delle scorie radioattive. Il nucleare è possibile fermarlo, si tratta semplicemente di avere la capacità e la forza di mobilitare il nostro popolo, la nostra gente. Tra le varie ipotesi che sono circolate in questi mesi, dobbiamo pensare al fatto che lo Stato italiano ha pensato di installare le centrali all'interno dei siti militari. Ora dobbiamo essere consapevoli che la Sardegna è occupata per 35.000 ettari di territorio da basi militari. Questo significa che il 70% dell'apparato militare italiano si trova nella nostra isola. Se poi aggiungiamo a questo elemento il fatto che la Sardegna è scarsamente popolata per via della grandissima disoccupazione che costringe centinaia di giovani ad immigrare in cerca di lavoro all'estero, e se a questo aggiungiamo il fatto che la Sardegna è una terra antisismica e una terra non sismica, questi sono gli elementi principali che vanno ad indicare la Sardegna come uno dei luoghi ideali per installare una centrale nucleare. Anche se la giunta regionale e se il signor presidente Cappellacci afferma che non faranno mai la centrale nucleare in Sardegna e che dovranno passare sul suo corpo, dobbiamo essere consapevoli che in materia energetica è lo Stato italiano ad essere competente, pertanto questa è un'ipotesi concreta. Non siamo qui soltanto per fare una manifestazione, ma siamo qui perché dobbiamo chiaramente sensibilizzare la popolazione sul fatto che questa è una realtà concreta. Le centrali potrebbero veramente realizzarle in Sardegna. Ora, è importante che noi oggi siamo qui per ribadire che dobbiamo sostenere quello che è stata un'iniziativa di Sardegna Nazione, che ha voluto raccogliere le firme per indire un referendum, per fornire al popolo sardo uno strumento politico col quale esprimere la propria volontà. In poche settimane sono state raccolte circa 17.000 firme, già questo è un segnale importantissimo, però ora occorre partecipare attivamente alla creazione di un comitato che veda la partecipazione delle forze sociali, delle forze politiche che concretamente vogliono opporsi al nucleare, che concretamente vogliono partecipare a questa lotta, al di là di quelli che possono essere le organizzazioni politiche, le singole organizzazioni politiche, nell'interesse di quelle che sono gli interessi di tutti i sardi, di tutta la nazione sarda. È fondamentale ribadire questo, perché è l'unico modo è quello di mobilitarci noi affinché la popolazione si possa mobilitare. Una cosa ci tengo a precisare: noi come indipendentisti non vogliamo il nucleare in Sardegna, ma non lo vogliamo come principio, neanche se continuassero a costruire le centrali in Francia, in Germania, non lo vogliamo neanche se lo fanno a Roma o Milano, perché noi come principio siamo contrari a questa scelta folle, una scelta che non è vantaggiosa economicamente, perché sotto nessun profilo. Basta pensare che le centrali di ultima generazione occorrono 20 anni per costruirle e quando entreranno in funzione saranno già obsolete. Gli altissimi costi si ricadranno completamente sui consumatori finali, cioè su di noi. Questo business del nucleare diventerà un business a vantaggio soltanto delle aziende che si occuperanno della gestione delle scorie. Poi sappiamo che non esiste una centrale sicura al 100%, sappiamo che non è stato minimamente risolto il problema delle scorie
Sappiamo che oggi l'utilizzo combinato di tutte le fonti energetiche rinnovabili consente già attualmente di soddisfare gran parte del fabbisogno energetico mondiale. È chiaro quindi che bisogna semplicemente investire nella ricerca, investire nella riconversione, essere capaci di guardare al futuro e non di guardare indietro, non di abbandonare una scelta che è scellerata, che è folle, che è una scelta delinquenziale. Se noi pensiamo al fatto che la centrale nucleare possa essere messa in un territorio molto bello come quello di Cirras, pensiamo anche alla morte dello sviluppo economico di questa zona. Pensate a tutte quante le imprese zootecniche, che fine farebbero? Sarebbero destinate a morte certa, e questo anche per altri settori come può essere lo sviluppo del turismo e come può essere stesso anche la ricerca di nuove fonti alternative in Sardegna. Noi potremmo essere una regione all'avanguardia e invece dobbiamo sottostare a quelle che sono delle scelte e delle imposizioni di uno Stato che non ci tutela, che non ci difende e che non ci rappresenta. Ora, come nel 69 a Pratobello gridavano fuori dai nostri terreni, fuori dalle nostre campagne, perché questi sono i terreni dei nostri padri, dei nostri nonni, appartengono soltanto a noi e solo noi dobbiamo decidere cosa fare. Noi non dobbiamo rendere vane quelle lotte, perché quelle lotte sono queste lotte, è la stessa lotta. Noi dobbiamo essere sovrani sulla nostra terra, padroni di scegliere che futuro vogliamo avere. Pertanto non permetteremo, non dobbiamo permettere che la Sardegna, la nostra terra, diventi la pattumiera del Mediterraneo. Bravo!